siamo recati a Peschiera del Garda per realizzare delle riprese dell'attività di pesca sportiva nel campo gara gestito dalla FIPSAS di Verona, lungo il fiume Mincio. Sono intervenuti l'esperto itiologo dell'ufficio pesca della provincia di Verona, dottor Ivano Confortini, e il presidente della FIPSAS sezione provinciale di Verona, geometra Tiziano Begal. Sono state registrate immagini di pesca nelle varie tipologie, spinning, a mosca, nelle località più affascinanti dell'estesa rete idrografica della provincia di Verona, data in concessione all'Associazione Pescatori Provincia di Verona APPV. Abbiamo poi visitato anche l'incubatorio ittico realizzato sempre dalla APPV in località Montorio, dove è intervenuto anche il presidente della APPV Gilberto Domenichini. Sono 4 anni che ci siamo attivati per dare questo sito praticamente che era in uno stato di abbandono. Abbiamo lavorato sopra un attimino, sempre in forma di volontariato, perché siamo tutti volontari, per poter realizzare questa area. Vi sono altre zone esclusive per i pesca sportivi che meritano di essere visitate, come la zona vicino al fiume Mincio in località Peschiera del Garda. Questa è la porta d'entrata del fiume Mincio, della sponda del fiume Mincio, sponda sinistra, che l'abbiamo in concessione come acqua dall'amministrazione provinciale di Verona e come strada dal demanio dello Stato. I pescatori di tutta Italia con la tessera FIPSAS hanno il diritto di accedere a questo impianto che è un campo nazionale di pesca sportiva, nazionale direi addirittura mondiale, perché è conosciuto in tutto il mondo. E con la loro chiave aprono la loro porta, entrano con la macchina, richiudono la sbarra e vanno a pescare. Quanti iscritti ha la vostra associazione? Noi abbiamo circa 6.000 iscritti e solo nella sezione provinciale di Verona. In ambito nazionale ne abbiamo 250.000. Come sta andando la pesca? Non troppo bene. Quali sono le specie che vivono in questo fiume? Innanzitutto questo è un fiume molto importante perché mette in comunicazione il lago di Garda con il fiume Po, per cui è una via di pesca e di navigazione anche molto importante. È un tipico corso d'acqua ciprinidi. Cosa significa praticamente? Significa che le specie che caratterizzano questo corso d'acqua sono la carpa, la tinca, la scardola, il cavedano, tutte quelle specie che ben conosciamo e che sono presenti oltre che nel lago di Garda anche in tutta la pianura veronese e più in generale in tutta la pianura veneta. È un corso d'acqua importante dal punto di vista piscatorio e dal punto di vista gestionale. Infatti l'amministrazione provinciale ha proprio voluto già molti anni fa, sto parlando di circa 30 anni fa circa, ha voluto proprio dare in concessione alla FIPSAS questo corso d'acqua sia per l'esercizio della pesca che per la gestione ittica, proprio in ragione anche della qualità del popolamento ittico. È un campo gara, come diceva il presidente della FIPSAS, nazionale e internazionale, e questo è un indice senz'altro anche della bontà e della qualità di questo corso d'acqua. Ci sono ben 70 chilometri di Adige in concessione. E siamo con Giovanni Verità, che mi dicono essere l'anima di questa associazione sportiva. Presidente, dicevamo prima che questo fiume è molto ambito e molto ricercato anche dai turisti, che sicuramente sono presenti numerosi in queste zone. Come devono comportarsi quando arrivano e vogliono accedere a questo fiume? I turisti in se stessi dovrebbero prendere la tessera della federazione per poter accedere e avere la chiave. Gli handicappati, ha visto, possono andare in comune, prendere la chiave e venire a pescare tranquillamente. Per cui è libero un po' a tutti e la gente, pagando un minimo, possono accedere a pescare dove vogliono. E sono molto richiesti questi permessi giornalieri, diciamo? Noi abbiamo una presenza qui sul Mincio di circa 8.500 persone in stagione. Che pesce era quello che aveva pescato il nostro amico un attimo fa? È la specie più importante, almeno quella più importante nel senso più diffusa, la scardola. Ma non è l'unica specie, anzi è una delle poche, nel senso che qui abbiamo circa 30 specie presenti, e fra cui anche alcune di rilievo. Abbiamo l'anguilla, abbiamo soprattutto il luccio, che è molto ambito, non solo dai pescatori come questi praticamente, che pescano al tocco, che invece pescano ciprinidi. Invece il luccio va pescato con artificiali o con il pesciolino vivo.
E poi abbiamo persicotrota, poi abbiamo tanti altri pesci. È un ambiente veramente ricco di pesci. L'Associazione Pescatori Provincia di Verona, presieduta da Gilberto Domenichini, ci ha anche accompagnato a visitare l'incubatoio ittico in località Montorio Veronese, questo incubatoio che riproduce la trota marmorata. Questa, se vogliamo, è l'anima dell'incubatoio, nel senso che qui le uova vengono incubate, schiudono, nascono gli avannotti, crescono gli avannotti e poi quando questi avannotti diventano un po' più grandi, intorno ai 2-3 cm, vengono trasferiti nelle vasche esterne. Ma l'obiettivo di questo incubatoio è soprattutto la marmorata. Unico interlocutore per la concessione delle acque salmonicole è l'Associazione Provinciale Pescatori di Verona. Una scelta particolare che è stata fatta proprio per agevolare il pescatore, cioè il pescatore con un unico permesso può accedere a tutte le acque salmonicole della provincia di Verona. Quanti iscritti avete voi? Noi quest'anno abbiamo circa 1860 tesserati, in leggero calo rispetto all'anno scorso, però purtroppo la crisi ci ha colpito anche noi. C'è stato un significativo aumento dei tesserati che provengono da altre province. Infatti la zona trofeo, la nuova zona trofeo, la nuova zona mosca che abbiamo fatto sul Fibbio ha portato a un notevole incremento di appassionati di pesca mosca e vengono da tutte le parti d'Italia praticamente. E questo ci ha un po' agevolato. Poi abbiamo un notevole aumento dei tesserini giornalieri e speriamo che questo porti un incremento su quello che saranno i tesserati annuali dell'anno prossimo. Quindi visitate queste località attorno alla diga di Saglionze. Fiume Adige, sottobacino o il bacino dell'Adige, poi un sottobacino idrografico del Fibbio e un sottobacino idrografico dell'Alpone Traminia. Quindi queste sarebbero le acque in concessione alla PPV. Qui sono la sintesi, nel senso che Fibbio e Alpone Traminia hanno poi una serie di canalicoli che qui magari non appaiono, ma in realtà costituiscono una rete piuttosto importante. Federico Rizzi, vicepresidente dell'Associazione dei Pescatori della provincia di Verona, ha illustrato come le località della provincia, l'Adige, il Fibbio, l'Alpone Traminia, ma anche tutta la zona dei Soave, la zona scaligera, famosissima per il suo castello e per i suoi vini, dà una varietà di pesci che è unica nel Veneto. Soprattutto la zona trofeo sul Fibbio è il fiore all'occhiello del sistema pesca della regione Veneto. Vicepresidente, ci dica 2 motivi per venire a pescare in questa zona. Il Montorio Veronese innanzitutto sicuramente per la bellezza del territorio, per la qualità delle acque, l'ospitalità della gente e anche la copiosità delle trote presenti nel torrente Fibbio. Adesso questa è una zona di pesca no kill, vero? Ci illustri un po', ci spieghi che tipo di pesca è? È una zona a prelievo nullo dove si può pescare solamente a mosca con amo singolo privo di ardiglione. Il pesce va catturato e immediatamente rilasciato nell'acqua, per aumentare quella che è la tutela di questo tratto di territorio che è, diciamo, un fiore all'occhiello per la provincia di Verona. A valle e a monte c'è la possibilità comunque di pescare anche con altre tecniche e per gli amanti, diciamo, anche della buona tavola portare a casa qualche trota da cucinare. Dimmi un motivo per cui si viene a pescare, per cui ci si dedica alla pesca. Beh, si viene a pescare perché finita la giornata di lavoro è il modo più bello che c'è per liberare la mente. Ci sei tu, c'è il pesce, non c'è nessun giudizio, non c'è nessuna pressione, non puoi barare, puoi soltanto riuscirci. E se a bocca è perché hai fatto bene, se non a bocca è perché hai sbagliato tu. Quindi è una delle poche cose vere che ci sono sul serio. Ci sono pescatori che vengono da tante parti d'Italia, addirittura che avete un iscritto da Avellino.
Qui è uno dei fiumi più belli, in uno dei posti più belli, e la sera c'è una piccola comunità, ci si ritrova alle macchine in 11-12, gente che ha fatto 200 km per arrivare, perché è il posto giusto. Non ci sono altri luoghi, qui è dove finisce il giorno, è il posto più bello che c'è. Fiume, Adige, Fibbio, Alpone, Tramigna e il Mincio sono veramente eccezionali dal punto di vista della pesca. Fate riferimento all'Associazione Provinciale Pescatori di Verona, a Gilberto Dominichini e soprattutto a Tiziano Begal della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee Provincia di Verona.